Oggi Gigi ci fa strada. Sì, sì, lo conosco. Wow! Ah, è nuovo questo. Sì, ma Piero ci ha fatto. Troy del Carlo. Sì, ma questo è brutto, Wow, è nuovo, non l'avevo visto. Ragazzi, andiamo a fare il Troy del Carlo. Siamo pronti? Beh, in pratica basta seguire. No, ma l'ha modificato. Sai perché? Perché io prendo a sinistra, invece questo va a destra. Seguiamo il. Vuoi seguire il sentiero o quella me- che faccio io? No, meglio fare. Così Quella che vediamo faccio io com'è. è troppo difficile. Vediamo com'è. Seguiamo i sentieri arancioni. Di là c'è la 66. Questo è un pezzo nuovo, anche per me. Qua c'è da salire. Qua il sentiero si apre. Ma è strano che sia così in salita. Allora, fammi vedere. Dove siamo finiti qua? Proseguiamo alla scoperta di questo sentiero. Qua a destra. Sì, perché non è neanche segnalato troppo bene. Magari una versione un po' più da XC. Allora, questo ha tagliato fuori questo qui. Continuiamo a seguire la traccia. Occhio che va giù forte, Ah, ho capito. Qua siamo lì del... Che si va su al Toboga. si va su al Toboga, esatto.
Eccoci qua al Piero Basso. Stupendo. Adesso ho guidato come un dio. Da Pungitopo torniamo dentro qua dove eravamo prima, anzi dove abbiamo preso prima. In pratica andiamo a fare la variante delta al contrario, cioè la parte, noi interessa solo la discesa. Prima abbiamo fatto la discesa. Fino là del bivio col Troll dell'Hype, Piero Alto e via. Adesso facciamo la parte che solitamente si fa in salita, la facciamo in discesa. Ok, andiamo. Pronti? Via! Per cui di qua o di Destra, destra. destra? No? Sì, sì, destra. Pompa, pompa. Oh, finalmente un po' di discesa oggi. Io ho finito le mazze. Mi fermo. Che bolla di aria calda, hai sentito? Per fortuna che doveva essere in discesa. Va bene? Ecco. Ho mazzinato qualcosa. Vai. Finché scorre, vai. Fai il salto. Faccia il salto. Credo di aver picchiato sul posteriore. Faccia la spondina.
Vai, vai. Dov'è il coccodrillo? Eccolo. Ciao. Gigi la gasa. Oh, oh, oh. Mamma mia, cosa ho visto? Anche per il single track. Cos'è chiusa? La forcella, odio sta forcella, sai perché? Ogni tanto mi si chiude, se la tocchi col ginocchio si chiude. Poi si rompe. Se fai dei salti con la forcella chiusa non si fa. Eh sì, perché le tenute si spaccano. Bene ragazzi, per oggi chiudiamo qua. Gelato! Avuto il gelatin. Bene, Attento. alla prossima.